C'è caldo. Buon pomeriggio, scusate, mi sono distratta, eravamo in live e mi sono distratta. Avvicino un po'. Ecco qua, così ci vediamo meglio. Ammirate i miei cuscini Hermès, e in futuro, non subito perché costano abbastanza, ne ordinerò altri due. Sono bellissimi, veramente. Scusa Maurizio, sono veramente belli, morbidi. Certo che il prezzo è un po' pompato, però sono bellissimi e ce li godiamo. Bene, oggi voglio proporvi una canzone, anche se ecco qua, anche se c'è ancora molto caldo, questo caldo anomalo a me preoccupa, a me non piace il caldo sinceramente, ma a parte piacere o non piacere, comunque è una questione di inquinamento, quindi non c'è neanche da godere tanto. Purtroppo il nostro mondo è molto inquinato, infatti mi meraviglio delle persone che si puntano per così poco, magari per le feci dei cani, le urine, queste cose qua. Va bene, giusto gettare l'acqua, raccogliere, però non sono quelli i problemi della vita. I problemi della vita sono altri, ad esempio questo inquinamento grandissimo. C'è la plastica che inquina moltissimo, è tutta per terra, e questa gente che si preoccupa della cacca dei cani non si preoccupa della plastica che è per terra, per ignoranza sicuramente, però istruitevi, ormai c'è internet e non ci vuole molto. Io avevo dato una tesi proprio sull'inquinamento adesso non ricordo in che anno, quando ero più piccola. Quindi ero già preoccupata da allora, quando ancora non esisteva la raccolta differenziata. Bene, allora chiudiamo questa parentesi, non mi ricordo neanche perché abbia aperto questa parentesi. Comunque, il mio Natale, dicevo che col caldo che c'è pensiamo al Natale, siamo quasi a Natale, c'è caldo, sto sudando perché ho un maglione, sto sudando. Comunque, il mio Natale, siamo quasi a novembre. Scritta da Maurizio Gastaldi e dal nostro amico Marco Mura, che lo salutiamo. Aspettiamo Maurizio Gastaldi. Ho paura adesso di dire Gastaldi, ho paura di dire il cognome di Maurizio. No, ma l'altro giorno ho sbagliato perché pensavo in russo, dovevo dire una parola che finiva con la lettera A e ho detto Gastalda. Aspettiamo Maurizio che accordi la chitarra. Oggi non ho voglia di parlare in russo. Ci sono dei giorni in cui non ho voglia, altri giorni in cui parlerei solo in russo, quindi a me piace molto. Ecco, poi non ho capito un'altra cosa, scusa Maurizio, apro un'altra parentesi a proposito del russo. Prima che, capito?
attaccasse la cosa, che poi questa guerra c'è da decenni, ecco, tutti gli ucraini che erano qua a Cagliari mi dicevano di essere russi, dicevano io sono russa, io sono russo, io sono russa, io sono russo. Adesso nessuno più è russo. Adesso non vogliono più ascoltare la lingua russa, anche se li sento parlare io per strada in russo, si capisce benissimo quello che dicono. Comunque dicono di non esserlo più. Allora, o lo sei o non lo sei. Non è che questa guerra c'era già, adesso hanno coinvolto anche altre nazioni, però in realtà c'era già. Come mai prima dici una cosa e poi ne dici un'altra? Ecco, questo vorrei sapere. Non sto attaccando nessuno, è solo una domanda. Non è che un giorno sei russo e un altro giorno non lo sei più. Perché me l'hanno detto tante ucraine. Sono russa, io sono russa. E poi il giorno dopo non sei più russa. No, questa guerra c'era già. E tu eri russa, adesso non sei più russa. Ecco, chiudiamo di nuovo la parentesi. Il mio Natale. Capotasto al 4. Così c'è scritto, poi c'è la tonalità. no. C'è veramente caldo. Aspettiamo Maurizio Gastaldi. Sai, il mondo forse, sai, il mondo forse non lo sa, ma è Natale pure qua, in questa nube che stelle non dona. Ma Stacca? Bisogna rivedere la tonalità. allora, la tonalità è K4. No, stacchiamo perché è da provare questa, non è da fare così. Va bene, C'ha alcune varianti. varianti. Non importa, stiamo. No, bisogna provarla prima. Non posso stacca staccare la perché non diretta. abbiamo. Allora facciamo un'altra canzone, non posso staccare. Perché il punto in bianco parti con una Allora, canzone. vabbè. Possibilità io, ma è Maurizio, complicato. Maurizio, devi parlare alla telecamera. Quello cancelli questo. No, Sto no, facendo per io lo provare, lascio. non per fare Bene, spettacolo. allora, denomini Maria. Maurizio non se la sente di fare questa canzone perché non se la No, ricorda. perché bisogna e la provarla, faccia- perché tutto lì. bisogna provarla. Preso un jukebox. Per me non ci sono problemi perché per parliamo? fare, non dire gaggiate, Maurizio. Non esistono Allora, ragaggiate. Allora facciamo denomini Maria, siamo in pubblico, denomini Maria, ta figura bella, ta figura bella. Questo, qui non c'è scritto niente, comunque dovrebbe essere capotasto al 3, questo è al 3 invece Maurizio.
luci illumina. Benissimo, ecco, io ho studiato questa canzone ascoltandola e scrivendo il testo, quindi se qualcuno conosce il testo originale me lo scriva, oppure mi scriva su WhatsApp al numero 346 8473 005, così mi fate sapere il testo. Il testo comunque è antecedente agli anni 40. In un altro foglio avevo scritto proprio l'autore della canzone. Ovviamente la musica non è della persona che scrisse il testo, perché questa canzone è a curva, quindi è tradizionale sarda, e il testo l'ha scritto una persona di Sinai negli anni antecedenti agli anni 40, negli anni 30, metà anni 30 sarà. Bene, adesso chiudiamo un attimo la live, facciamo sapere ai nostri telespettatori cosa stiamo facendo. Per noi queste sono delle prove. Quindi il mio Natale lo faremo tra poco in un'altra live, tra poco ci ricollegheremo e faremo il mio Natale. Adesso chiudo questa live e ci vediamo dopo. Ciao a tutti, grazie.